ritrovati puntualissimi in diretta col nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Ha sollecitato una riunione urgente con il neo ministro alla salute Roberto Speranza e il governatore Oliverio, che ha convocato un vertice questa mattina a Catanzaro per trovare una soluzione alla vertenza dei 200 precari del Pugliese Ciaccio. In Calabria nessuna alleanza fra Movimento 5 Stelle e PD, il senatore Morra esclude l'accordo politico. 34 associazioni dicono no all'ordinanza della Regione che prevede l'ampliamento della discarica di Columbra. Assemblea pubblica a Cutro, pronti a ricorrere al TAR. La nuova linea adottata dal governo sul regionalismo differenziato può mettere d'accordo il nord e il sud del paese e rappresentare un fattore positivo, lo dice il docente dell'Unical Caterini. Inaugurata la strada che collega il ponte di Calatrava a via Popilia, secondo il comune di Cosenza lo snodo agevolerà notevolmente la viabilità cittadina. L'amministrazione comunale di Vibo avvia il restyling del verde pubblico cittadino. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Dalla redazione di Teleeuropa Network tiene banco la sanità in apertura del nostro telegiornale con le sollecitazioni di una riunione urgente con il neo ministro alla salute Roberto Speranza da parte del governatore Mario Oliverio, che ha convocato questa mattina un vertice a Catanzaro per trovare una soluzione alla vertenza dei 200 precari del Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La situazione di emergenza che vive la sanità in Calabria non è più rimandabile, ecco perché il presidente Oliverio ha sollecitato al nuovo ministro della salute Roberto Speranza una riunione urgente sui problemi riguardanti il precariato e il fabbisogno di personale. Stamattina ha formalmente chiesto un tavolo specifico, stralciando le altre discussioni sulle vicende che riguardano il decreto Calabria e altre vicende che affliggono il servizio sanitario calabrese, ma di fare un punto specifico e immediato sui precari e sui lavoratori a tempo determinato. Stamattina anche le organizzazioni sindacali hanno manifestato questa stessa volontà, hanno assunto impegno di intervenire anche tramite le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali per sollecitare questo tavolo per affrontare quella che non è una vicenda qualsiasi, ma che è una vicenda molto ma molto delicata, che noi ci auguriamo già nelle prossime ore, nei prossimi giorni, possa avere una prima calendarizzazione. Intanto oggi alla Cittadella a Catanzaro è stata convocata una riunione per discutere della questione riguardante il personale a tempo determinato della sanità calabrese e in particolare sulla situazione di emergenza che si è determinata all'ospedale Pugliese Ciaccio a seguito dei licenziamenti di personale. Un incontro convocato e fortemente voluto dal governatore, al quale erano presenti, oltre al delegato alle politiche sanitarie Pacenza e al dirigente generale del Dipartimento Salute Belcastro, il sindaco di Catanzaro e i segretari generali del comparto sanità regionale di CGIL, CISL e UIL, insieme ai rappresentanti UBS. Al termine dell'incontro le parti hanno concordato di adottare un'azione comune riguardo alla grave emergenza generata dai licenziamenti in atto nelle aziende sanitarie calabresi. Che non un posto di lavoro in sanità si possa perdere, perché noi versiamo già in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere in una situazione molto critica dovuta innanzitutto alla gravissima carenza di personale. Quindi estromettere persone che stanno già lavorando significa voler mettere in ginocchio i servizi e le risposte all'utenza, ma la cosa grave è che tra l'altro questi sono lavoratori che da moltissimi mesi già sono in servizio. Noi chiediamo il mantenimento e la stabilizzazione del personale a tempo determinato, la chiamata di tutti gli idonei e l'autorizzazione a nuove assunzioni e la necessità di bandire nuovi concorsi, perché assolutamente noi abbiamo bisogno, per far funzionare il sistema sanitario regionale, innanzitutto delle persone. Da lì si parte, senza queste
sarebbe una macchina senza ruote. Noi riponiamo molte speranze e molte aspettative nel nuovo ministro, un ministro che deve necessariamente avocare a sé la vertenza sanità Calabria, una vertenza che oggi registra veramente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, il licenziamento dei lavoratori precari del Pugliese Ciaccio. In Calabria dobbiamo gestirla all'interno del nostro territorio perché abbiamo le conoscenze. In questo modo promesse ai precari, promesse a quelle delle graduatorie e soluzione zero per tutti. E a proposito proprio della vertenza dei precari dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, una vertenza che interessa oltre 200 lavoratori, alcuni di loro hanno già ricevuto la lettera di licenziamento, da giorni protestano e chiedono interventi concreti, ma il commissario Cotticelli avrebbe sbarrato l'ipotesi ad una prosecuzione dell'attività dei precari in quanto ci sarebbe un vincolo di legge che non ammette ulteriori proroghe ai contratti. In una regione dove la sanità è al collasso, dove manca personale, dove i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari in servizio sono costretti a turni massacranti per assicurare l'assistenza ai degenti, accade anche questo, e cioè lavoratori che da anni prestano servizio nelle corsie ospedaliere rischiano di essere mandati a casa perché il loro contratto è scaduto. Da giorni i precari dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro protestano contro il licenziamento già notificato da alcuni di loro, una vertenza che coinvolge complessivamente oltre 200 tra medici, infermieri e OS. Erano stati assunti alcuni anni fa a tempo determinato con una selezione pubblica, ma c'è un vincolo di legge che non ammette ulteriori proroghe ai loro contratti. La politica si schiera al fianco dei precari, sono stati attivati i canali istituzionali per salvare i posti di lavoro, ma ci sarebbe il muro alzato dal commissario Cotticelli che, attenendosi alla norma che dice che non si possono fare ulteriori proroghe, avrebbe sbarrato l'ipotesi ad una prosecuzione dell'attività di questi lavoratori. La questione dunque, secondo il commissario alla sanità, dipende dal governo nazionale e la vertenza dei precari del Pugliese Ciaccio è già sul tavolo del neoministro Speranza. In queste ore dunque si cerca una soluzione, anche perché il licenziamento di 200 unità rischia di far collassare l'ospedale catanzarese. Il pronto soccorso già in tilt sarebbe ulteriormente depotenziato e anche altri reparti rischierebbero il caos. La politica adesso in Calabria le prossime regionali, nessuna alleanza fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, lo esclude il senatore Morra che dice escludo ogni accordo politico. Sentiamo. Insomma, non c'è verso, in Calabria il matrimonio Partito Democratico e 5 Stelle non si può fare. Magari alcuni dirigenti del Partito Democratico vorrebbero estendere l'alleanza da Roma a Catanzaro, ma dal cuore del movimento giungono quotidianamente segnali negativi. Nei giorni scorsi l'europarlamentare Laura Ferrara si è espressa così. Le regole del movimento non permettono coalizioni con partiti politici e che l'unica alleanza prevista, così come votata a luglio, è con le liste civiche pure. Non ci saranno dunque alleanze con chi in perfetta continuità con i propri predecessori ha portato avanti politiche incondivisibili e scellerate. Oggi sulla stessa linea il senatore Nicola Morra che dagli studi della RAI ha ribadito che per le regionali le strade saranno diverse. Ecco uno spezzone della sua dichiarazione resa davanti alle telecamere. Se lei avesse a che fare con alcuni partiti democratici, così come con alcune Forza Italia e via dicendo, lei avrebbe, credo giustamente, si dice in calabrese, le si drizzerebbero le carni, cioè lei avrebbe un moto di sdegno e di ribrezzo, per cui a fronte di certe situazioni io preferisco star lontano. Se con la legge elettorale vigente per poter governare noi dobbiamo necessariamente trovare i voti proporzionale in Calabria non è così, per cui in Calabria e in tante altre parti d'Italia si può andare da soli. Parole chiare, anzi chiarissime, che probabilmente sanciscono la fine di un'aspirazione nutrita da un gruppo di dirigenti locali del PD. Intanto novità in arrivo per quanto riguarda la data delle elezioni che secondo alcune indiscrezioni potrebbero tenersi l'8 di dicembre. Queste almeno le indicazioni che giungono direttamente dal palazzo del governo della regione. L'ultima annotazione riguarda la surroga dei consiglieri Nicolò e Romeo con Domenico Giannetta e Giuseppe Giordano, avvenuta nel corso della riunione del Consiglio regionale.
E a proposito della riunione del Consiglio regionale e della data delle prossime elezioni, il Presidente della Regione Mario Oliverio proprio nel corso della seduta avrebbe chiesto l'inserimento all'ordine del giorno di 2 proposte di legge, la prima riguardante una variazione di bilancio proprio per l'indizione delle elezioni regionali per le quali è previsto in Calabria l'istituto delle primarie, e la seconda di modifica della legge regionale numero 24 del 2013 di istituzione del Corap, che modifica l'articolo 6 introducendo lo strumento della liquidazione coatta amministrativa. Però sulla proposta di legge per le elezioni molti sono stati gli interventi, in massima parte diretti proprio a contestare la mancanza di una data certa delle consultazioni, mentre altri hanno chiesto un rinvio per un ulteriore approfondimento. Al termine della proposta avanzata al governatore Oliverio è stata respinta, quindi la seduta si è conclusa con il rinvio dello svolgimento di interrogazioni e interpellanze. Cambiamo argomento, parliamo dell'emergenza rifiuti in Calabria, perché 34 associazioni del Crotonese sono pronte a ricorrere al TAR contro l'ordinanza della Regione sui rifiuti. Dicono no all'ampliamento della discarica di località Columbra. A Cutro ci sarebbe stata questa assemblea pubblica. Vediamo di cosa si tratta. 34 associazioni del Crotonese contestano l'ordinanza della Regione sui rifiuti che prevede l'ampliamento della discarica privata a Sovreco. A Cutro, nella sala polivalente, assemblea pubblica per dire no al conferimento di 120.000 tonnellate di rifiuti nel sito di località Columbra. Il territorio crotonese, è stato ribadito nel corso della riunione, già in passato ha tamponato le carenze delle altre province. L'impianto di Columbra negli anni ha abbancato rifiuti per oltre 2 milioni di tonnellate, giungendo ad un'altezza di oltre 150 metri, con disagi per la popolazione di Papanice. L'olezzo in quella zona è davvero insopportabile. Al termine dell'assemblea, le 34 associazioni hanno annunciato che presenteranno un ricorso al TAR contro l'ordinanza della Regione. Tra i motivi dell'opposizione, la tutela della salute dei cittadini, la nuova assegnazione dei volumi della discarica che erano stati ridotti nel 2014 e i rischi legati ad alluvioni. Sono pronti inoltre ad un presidio davanti ai cancelli della discarica per impedire l'ingresso ai camion. Parliamo adesso di infrastrutture, perché collega il ponte di Calatrava a Via Popilia e a Viale Parco e della nuova bretella che è stata aperta al traffico questa mattina a Cosenza e che servirà a snellire i flussi veicolari. A Cosenza è stata aperta al traffico la nuova strada che collega il centro cittadino a Gergeri, la contrada dove insistono importanti attrattori turistici e culturali come il ponte di Calatrava e il planetario. L'opera ha anche una forte valenza sociale, in quanto unisce le due anime della città, quella antica e quella moderna. È importante per il collegamento da est a ovest della città, ma soprattutto ci sono gli spazi pedonali, delle piste ciclabili che stiamo realizzando, che completeranno tutto il sistema di piste ciclabili che abbiamo già realizzato in parte a Cosenza. Quindi va avanti quel progetto di città che abbiamo in mente e che si sta negli anni completando. Noi cerchiamo di far vivere i cittadini in modo più partecipato, nel senso anche più legato a quelli che sono i criteri contemporanei, insomma, di benessere. Le persone devono spostarsi attraverso queste bretelle anche stradali, però devono viverla anche a piedi, con la bici. Adesso ci sarà a breve anche il tram di superficie che collegherà l'ospedale con l'università, quindi avremo la possibilità proprio di lasciare a casa le auto e spostarci in modo tale da non inquinare e da evitare anche costi eccessivi. Questo è importante perché è un concetto di democrazia urbana. In vista dell'imminente apertura dell'anno scolastico, la nuova strada servirà anche a far defluire più agevolmente il traffico. Il sindaco Chiuto rivolge anche una raccomandazione a tutte le famiglie di cercare quanto più possibile di limitare l'uso dell'auto, che oltre a congestionare il traffico crea problemi di inquinamento. Noi abbiamo le scuole primarie che sono appositamente realizzate in tutti i quartieri. Io consiglio ai genitori di uscire magari un po' prima, però accompagnare il più possibile, soprattutto quelli che possono ovviamente, i figli a scuola nei quartieri e iscrivere anche i ragazzi a scuola nei quartieri dove abitano. Quelli che vengono da fuori sono costretti ad utilizzare l'auto. Anche quest'anno adesso faremo una
campagna di promozione per l'utilizzo dei pullman urbani ad un costo particolarmente basso. Da Cosenza a Vibo Valentia, dove l'amministrazione comunale ha avviato anche il restyling del verde pubblico cittadino. Innalzare la qualità della vita della città partendo dal decoro urbano e la cura del verde pubblico. Sin dal suo insediamento, questo aspetto ha rappresentato per il sindaco di Vibo Valentia Maria Limerdo un obiettivo importante, partendo dal presupposto che la cultura del bello parta dalla cura di ogni particolare, compresi i più piccoli, riportando alla normalità i servizi essenziali che ogni comune dovrebbe offrire ai cittadini, per quanto sia difficile al momento, dovendo fare i conti ogni giorno con le poche risorse a disposizione. Non a caso il sindaco ha individuato una delega specifica al decoro e al verde pubblico, appunto, affidata all'assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo. Da quando ci siamo insediati stiamo cercando di regolamentarlo anche come settore, come servizio soprattutto. Abbiamo messo in campo un grosso sforzo sin dal nostro insediamento, stiamo cercando di ridare un minimo di decoro e di dignità alla nostra città, che riscopre qualche marciapiede adesso, che prima erano ricoperti da rovi, da spine, riscopre i cimiteri ripuliti. Siamo dovuti rientrare nel cimitero del capoluogo con il trattore per poterlo ripulire. Il Parco delle Rimembranze gli abbiamo dato un minimo di dignità. Allora adesso noi abbiamo il dovere, il compito di dare continuità a quanto fatto, e per questo motivo abbiamo intenzione di utilizzare quelle somme che dal nostro insediamento ad oggi sono state ricavate dalle penali effettuate alla Dasti per i disservizi in essere che ci sono stati dal momento del nostro insediamento ad oggi, circa 150.000 euro, una somma abbastanza considerevole che noi intendiamo utilizzare proprio per la gestione del verde, per affidare questo impegno ad una ditta per poter effettuare un migliore e più continuo servizio del verde. Adesso la nuova linea adottata dal governo sul regionalismo differenziato, che può mettere d'accordo sia il nord che il sud del paese, a rappresentare un fattore positivo, lo dice ai nostri microfoni il docente Unical Caterini. Sentiamo. Lo aveva detto già nel mese di luglio il premier Giuseppe Conte, sì all'autonomia differenziata, ma senza allargare il divario tra le regioni del nord e del sud. I paletti posti dal Presidente del Consiglio sono ancora più saldi ora che la composizione o colorazione del governo è mutata. Il cammino della riforma voluta da Lombardia e Veneto prosegue, ma cambia direzione andando verso una soluzione più equilibrata e nel rispetto dei principi costituzionali. C'è un cambio di passo, il governo ha deciso, almeno nelle linee programmatiche, di riconsiderare il regionalismo differenziato secondo la prescrizione della Carta Costituzionale. In passato si erano fatti dei salti in avanti senza considerare i passi preparatori al regionalismo differenziato, in particolare i livelli essenziali, i costi standard, i costi e fabbisogni standard. Senza questo è evidente che un regionalismo differenziato diventa punitivo, dannoso per alcune regioni, soprattutto per le regioni meridionali. Con il nuovo programma pare che questa linea sia mutata radicalmente, e quindi a questo punto si può ragionare di federalismo differenziato senza alcuna preoccupazione neanche per le nostre regioni del Mezzogiorno. Così ridisegnato, il regionalismo differenziato potrebbe addirittura rappresentare un fattore positivo per il sud e la Calabria? Il regionalismo differenziato ben fatto, ben progettato e ben regolamentato è un fattore positivo per la Calabria. Significa soprattutto avere una quantità di risorse maggiori proprio in considerazione del deficit di partenza che presenta la Regione Calabria come molte regioni meridionali. Questo è previsto nel regionalismo differenziato, è previsto soprattutto nella definizione dei costi e fabbisogni standard, e quindi consentirebbe questa nuova modalità, che poi è quella prevista dalla Carta Costituzionale. Non c'è niente di nuovo in tutto questo, ma c'è di nuovo rispetto all'andamento governativo precedente, sarebbe assolutamente favorevole anche per la Regione Calabria. Adesso la cronaca, vi raccontiamo una storia di intimidazione ai danni di un ex agente di polizia che in pochi mesi ha subito l'incendio appiccato da ignoti alle automobili di sua proprietà. Il racconto dell'uomo raccolto nella nostra intervista.
Il signor Giuseppe Tarsitano guarda quello che è rimasto della sua auto dopo il rogo di mercoledì notte. La sua Nissan Qashqai era parcheggiata di fronte a casa quando è stata avvolta dalle fiamme verso le 2. L'ex agente di polizia è stato svegliato di soprassalto. Sì, sono stato chiamato da mio nipote Alex, che abita a 10 metri dal mio portone, dalla mia abitazione, e parlando con la zia, ha risposto mia moglie, parlando con la zia dice zii, hanno incendiato la macchina. Abbiamo capito che, ho guardato dalla finestra, c'era questo incendio della macchina, era già tutta avvolta la macchina dal fuoco. Non ci sono dubbi sull'origine dolosa dell'incendio, ma c'è un altro particolare che rende questa vicenda diversa dalle tante che accadono quotidianamente. È la seconda volta in pochi mesi che viene dato fuoco a un'auto di proprietà di Tarsitano. Era successo già l'11 aprile scorso. Si trattava sempre di una Qashqai e stavolta era parcheggiata, diciamo, dal mio portone dell'abitazione a distanza di 20-30 metri, mentre la prima a 5-6 metri, vicinissima. Di nuovo è stata lo stesso, chi mi ha avvisato di nuovo è stato mio nipote Alex. Adesso quando suona il telefono di casa è il numero fisso. Ho capito subito la seconda volta che era di nuovo, e difatti mia moglie, giù, di nuovo la macchina, vabbè. La vittima delle 2 intimidazioni, perché è di questo che probabilmente si tratta, ha sporto denuncia ed è stato ascoltato dalle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso. Io non ho fatto male per ricevere queste cose, io ho fatto solo del bene. Io mi sono sempre prodigato per aiutare chi aveva bisogno. Io questa seconda macchina l'ho comprata con tutte le difficoltà possibili e immaginabili. Io ho dovuto fare ricorso ad amici per comprare la macchina. Io spero che questa volta, come li devo chiamare, questi farabutti vengano presi, si debbano preoccupare. Io lo spero vivamente. Adesso una notizia che arriva dal Catanzarese, dove un 54enne, Pasquale Costantino, è morto in un incidente sul lavoro. L'uomo era alla guida di un trattore, era impegnato a lavorare su un terreno in località Velati nel comune di Platania, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si è rovesciato schiacciando. Sul posto scusate, sono intervenuti i medici del 118, ma per Costantino non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per rimuovere il corpo, i carabinieri e la polizia locale per le indagini. Altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Nuova intimidazione ai danni di un esercizio commerciale del Vibonese, questa volta a finire nel mirino della criminalità un negozio di fiori e piante sito a Vena di Ionadi sulla statale 18. Ignoti la notte scorsa hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro l'ingresso dell'attività. I carabinieri, che hanno raccolto la denuncia presentata dai titolari del negozio, hanno rinvenuto una ventina di bossoli. Va a funghi, li porta a casa, ma dopo il pranzo finiscono tutti in ospedale. Accaduta a Zaccanopoli nel Vibonese. 3 le persone intossicate sottoposte alle cure del caso non sarebbero in pericolo di vita. Prenderà il via il prossimo 13 novembre il processo legato alla tragedia sul lavoro avvenuta sul lungomare di Crotone il 5 aprile del 2018, costata la vita a 3 operai travolti dal crollo di un muro all'interno di un cantiere aperto per i lavori di ampliamento del lungomare di Viale Magna Grecia. Il 7 giugno scorso il pubblico ministero della Procura crotonese, titolare del fascicolo per il reato di omicidio colposo in concorso, a chiusura delle indagini preliminari ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 persone, 3 figure apicali dell'impresa incaricata dal comune di eseguire i lavori incriminati e il progettista dell'opera. Un'imbarcazione carica di migranti è stata rintracciata stamani a qualche miglia dalla costa di Isola Caporizzuto. A bordo del piccolo natante a vela viaggiavano 56 migranti, presumibilmente provenienti da Iraq, Iran e Afghanistan, tra loro 7 donne e 4 minori. Aumenta il numero dei centenari a Morano Calabro, sono 5 cittadini che hanno varcato la soglia delle 100 primavere, un primato rapportato alla popolazione residente che supera di poco i 4.000 abitanti, che ha fatto parlare del comune calabrese come del paese dei centenari. Giuseppe Arena e Francesco Gentile sono stati assolti dall'accusa di appartenere alla cosca dei Gaianesi di Catanzaro. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Catanzaro, che ha assolto dal reato di associazione mafiosa i 2 imputati coinvolti nel processo denominato Revenge, che nel 2006 puntò per la prima volta i fari sulla cosca catanzarese e soprattutto sul controllo che il clan Arena di Isola Capo Rizzuto esercitava sul capoluogo proprio grazie
grazie allo stretto rapporto con il gruppo di Catanzaro. Cambiamo argomento, si chiama Flussi Creativi, l'evento che a partire dal 13 di settembre interesserà la città dei ragazzi di Cosenza, si punta al benessere e alla sana alimentazione. Sarà la città di Cosenza ad ospitare la 7ª edizione di Flussi Creativi, l'unico evento fieristico in Calabria interamente dedicato allo sport, alla sana alimentazione e al benessere della persona. La manifestazione, organizzata dall'associazione Color Baobab, è patrocinata dall'assessorato alla crescita economica urbana e attività economiche e produttive del comune di Cosenza. È il primo anno che Cosenza ha la città dei ragazzi, questa bellissima iniziativa Flussi Creativi, che in realtà è una festa per le famiglie. Parliamo dello sport, della sana alimentazione, ci saranno tantissime attività per i bambini, perché lo sport, ricordiamolo, insegna le regole, è aggregazione, quindi un'attività estremamente importante che abbiamo voluto a Cosenza quest'anno. Dopo 6 anni di permanenza al Parco Fluviale Emoli di Rende, la 7ª edizione è in programma quest'anno alla città dei ragazzi, dal 13 al 15 settembre, e coinvolgerà migliaia di appassionati e sportivi provenienti da tutta la regione, con diverse attività dislocate all'interno dei 3 cubi della città dei ragazzi e nelle aree circostanti. Innanzitutto voglio ricordare che è ingresso libero, sarà una non stop dalle 11 alle 24, quindi troveranno di tutto. Ci sarà un'area dedicata agli sport acquatici, un'altra area dedicata a un percorso avventura, l'area ludica per i bambini con animazioni, gonfiabili e quant'altro. In più c'è la possibilità di fare una passeggiata a cavallo e diversi sport, baseball, squash, fitness di vario genere. In più ci saranno degli spettacoli serali, quindi con gli appassionati di tango, per gli appassionati di tango ci sarà una serata dedicata, poi ci sarà un rapper emergente, Pica DMF, in più ci saranno i Continuity Fluid Performer a cura di Angela Tiesi e i Calisthenics Workout, che sono insomma abbastanza conosciuti all'interno della nostra regione. Adesso parliamo del marchio Orafo Spadafora, che si conferma ambasciatore della Calabria nel mondo. Il famoso brand di San Giovanni in Fiore torna in Laguna per la nuova edizione degli Starlight Cinema International Award, premiate con le creazioni del maestro Orafo le eccellenze del cinema nazionale e internazionale, giornalisti, critici e personaggi impegnati in attività legate al sociale. Aver ricevuto ancora una volta l'invito a realizzare il premio, commenta proprio Peppino Spadafora, un riconoscimento che condivido con tutta la mia famiglia, i nostri collaboratori e tutti coloro i quali che da anni apprezzano il nostro lavoro. Ma vediamo proprio in questo videoclip che ci mostra proprio l'evento lagunare. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Un flusso umido in risalita da sud apporta nubi e piogge sparse sui settori ionici, specie del Reggino. Da giovedì comunque è atteso un generale miglioramento del tempo. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature nelle medie del periodo. Domani mari quasi calmi o poco mossi, eccetto lo Ionio centro-meridionale, che risulterà mosso, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.